Dobbiamo fare molta attenzione a come comunichiamo l'idea di una Venezia a prenotazione. Il presidente di Federalberghi Veneto condivide l'idea del comune di prenotare per venire a Venezia, per valorizzare un turismo di qualità rispetto a quello mordi e fuggi e rendere più vivibile la città per i residenti. Ma evidenzia come la cosa vada messa in atto senza far passare il messaggio sbagliato, altrimenti potrebbe avere un effetto boomerang. Credo che sia giusto preservare un po' i flussi in ingresso su Venezia nel modo tale da riuscire a elevare anche il livello qualitativo di chi poi deve usufruire degli servizi veneziani, parlo dei musei. Quindi per fare questo abbiamo bisogno probabilmente di regolamentare un po'. Quello che non deve passare è una comunicazione di una città chiusa. Venezia non vuole chiudersi, non si chiuderà mai, ma sta lavorando probabilmente per cercare di ottimizzare anche l'accessibilità a una città che non può ovviamente, sebbene sia molto ambita, però riuscire a ospitare in una giornata il mondo intero che vuole usufruire dei suoi servizi e che poi non riesce a farlo perché sono congestionati. Quindi su questo abbiamo una grande responsabilità. Credo che il tema però che debba passare è si lavora per una città certamente aperta ma sicuramente più fruibile e qualitativamente migliore.